Un attimo di attenzione, cosmonauti dell'orrido. In questa storia a più parti saranno disseminati alcuni indizi che richiamano la figura di un noto personaggio storico. Il primo di voi che ne rivelerà il nome in un commento qui sotto, motivando la sua scelta, verrà citato nel prossimo lavoro di Zelcor e Libri in Pillole. Buon ascolto. L'equipaggio della Magnum Opus, la cui sagoma dalle geometrie stridenti e grottesche stava rapidamente colmando lo spazio che la separava dal satellite detentivo NF-1330, era in preda a un'eccitazione febbrile, a stento controllabile, nella quale risuonavano aspettativa e timore. Nessuno di loro, neppure Xanthosis, che per la sua attività di mercenario si era spinto fino alle insidiose propaggini gassose dell'utero di Core, gravide di protostelle, aveva mai messo piede in una delle molte carceri dei sistemi esterni, dove ogni legge redatta dall'uomo valeva meno dell'orina rilasciata dagli spasmi di un moribondo. Oltre i vetri della plancia rischiarata dalla penombra violetta delle spie, i 4 membri della ciurma osservavano il satellite avvicinarsi, ruotando impercettibilmente su se stesso in una pigra orbita, i contorni sfumati dall'alone opalescente dei fari che ne costellavano la superficie. Dagli altoparlanti delle radio fluttuavano le gracchianti e indecifrabili interferenze captate dalle sensibili trasmittenti della Magnum Opus, spezzoni di codici inframmezzati da scariche elettrostatiche. Tutto intorno era un intenso sciamare di navicelle, per lo più con lo stemma del sistema penitenziario, ma anche da cargo, che attendevano il loro turno per attraccare negli hangar. Non poche avevano un aspetto vissuto e nient'affatto rassicurante, come la Magnum Opus, e molto probabilmente si trovavano lì per lo stesso esecrabile scopo. Finalmente vennero contattati dalla torre di controllo del satellite. Una voce rauca di androide di classe Z snocciolò una serie di indolenti domande. Xanthosis, di tutti quello meno nervoso, si fece carico di rispondere, malgrado non fosse lui il capitano. Ripeté il codice che avevano appreso settimane prima, quando la loro missione stava passando la fase di transizione da embrione fantastico a obiettivo concreto. Nella trasmittente, dopo la domanda «Motivazione della vostra visita», Xanthosis pronunciò senza emozione 3 parole. «Carne da cannone». Ci fu un piccolo schiocco elettrico al quale seguì un silenzio che pareva premere sui timpani come il più assordante rumore, durante il quale il sistema nervoso dei passeggeri della Magnum Opus sfrigolò di ansietà. Poi una seconda voce, stavolta umana, ma non per questo più calorosa di quella fredda dell'androide, disse loro di attraccare all'esoporto numero 7 e altro non aggiunse. Leggermente più rilassati, ma con la fronte bagnata da una pellicola di sudore che rifletteva il vago bagliore violaceo emanato dalla plancia, i 4 impartirono alla navicella i comandi necessari alla delicata operazione di attracco, scendendo in basso verso la base di quell'immenso cilindro simile a un bullone di proporzioni fantasmagoriche, tanto che una sola occhiata faticava a contenerlo per intero. Gigantesco e inquietante com'era, non c'era affatto da meravigliarsi che fosse stato ribattezzato il Pozzo, non solo per la sua forma, ma anche per via del fatto che chi veniva fatto entrare lì dentro difficilmente ne usciva. L'esoporto numero 7, come scoprirono con un altro moto d'ansia, era posto lontano dagli altri, distante dal flusso vivace di navette e cargo che, simili a insetti metallici, ronzavano attorno ai moli degli esoporti superiori. Questo era chiaro segno che il codice pronunciato da Xanthosis era stato riconosciuto e che le autorità dell'NF 1330 preferivano che la faccenda avvenisse lontano da occhi indiscreti, cosa della quale nessuno dei 4 si stupì. Rubeum, colui che aveva dato la spinta a quella missione, nonché di tutti il più sensibile alle sollecitazioni del nervosismo, approfittò del tempo richiesto dalle manovre per ricontrollare la somma che erano riusciti a racimolare. 10.000 nebule in contanti. Era una cifra davvero ragguardevole. E stando alle fonti alle quali avevano chiesto informazioni,
non senza diverse difficoltà per via dell'ambiente losco nel quale andavano ricercate, sarebbe stata sufficiente per effettuare lo scambio. Certo la merce non sarebbe stata eccelsa, in tal caso sarebbe servita una somma almeno doppia, se non tripla, di quella che avevano. Ma del resto non era necessario che lo fosse, bastava che fosse viva. L'attracco richiese una decina di minuti, un tempo insolitamente breve. Le manovre di sicurezza furono sbrigative e i controlli un puro pro forma. Era chiaro che chiunque fosse stato posto a quello scambio sotto banco voleva che tutto si svolgesse con estrema rapidità. Quando il boccaporto a diaframma si schiuse con un gemito affaticato, una passerella simile a una lingua segmentata si allungò fino a sfiorare il pavimento di metallo traforato del molo dell'esoporto numero 7. Xanthosis e Rubeum discesero la passatoia. Affiancati, risultavano dissimili in modo grottescamente parodistico. Il primo, alto e muscoloso, con una folta barba bionda e inguainato in una vecchia tuta da combattimento dell'ormai defunta truppa d'assalto orionese. Il secondo, deforme e intrappolato in una scintillante impalcatura in lega di titanio, grazie alla quale, come un ragno, poteva muovere il suo corpo rachitico e inerme, e le bombole che, collegate tramite un fascio di tubicino al facciale trasparente della maschera, gli insufflavano nell'orrida bocca aria purificata. Vennero loro incontro 3 uomini d'aspetto rude in divisa grigio metallizzato. I convenevoli furono ridotti all'osso, mentre sopra le loro teste l'andirivieni delle navicelle non si era fermato un istante. La valigetta, che conteneva le 10.000 nebule, passò dalla mano incrostata di tessuto cicatriziale di Xanthosis a quella ruvida dei calli della guardia. In silenzio, le banconote grigio-verdastro furono contate. A un cenno del capo, una delle guardie si affrettò a tornare indietro, per poi riemergere dalla bocca dell'hangar, spingendo una sorta di barella sormontata da qualcosa della lunghezza di circa 1,80 m, occultato sotto un telo cerato nero. Le protesi di Rubeum produssero ticchetti metallici quando vi si accostò, per poi sollevare un lembo del telo. Allora intravide la traslucida superficie di una capsula medica, attraverso la quale scorse un volto emaciato, sul cui pallore malaticcio e giallastro spiccavano tatuaggi vermiformi e di fattura disgustevole, tipici di certa degradata malavita che infestava i maleodoranti bassifondi di megalopoli planetarie, vivendo di rapine e di spaccio di sostanze illegali. Nessuno avrebbe versato una lacrima per la morte di un individuo del genere. Preso in consegna quella merce di carne umana narcotizzata, i due spinsero la barella con la capsula nel ventre in penombra della Magnum Opus, scomparendo oltre le pareti sottili del boccaporto a diaframma. Pochi minuti più tardi, i fari di violenta luce bianca che squarciavano l'eterno buio siderale facevano avvampare le spire cremisi della tortuosa fenice stampigliata sulla fusoliera della navicella, mentre questa si elevava nuovamente spingendosi oltre l'orbita del satellite detentivo, fino a uscire dal gorgo frenetico di astronavi. In breve tempo, l'NF 1330 non era che una vaga forma argentata che galleggiava nel cosmo.